Sportivi siciliani, ben trovati con la nuova puntata di Stadium Sicilia, ben trovato anche al nostro opinionista, chiamiamolo così, della settimana. Grazie Vincenzo Ettore, Lacorte. ben trovato anche a te, dopo 15 giorni ci si rivede. Ci si rivede. E soprattutto ci rivediamo con i nostri Sono amici. passati 15 giorni intensi perché è successo di tutto, soprattutto tra i fedelissimi del Catania, ma anche a Trapani le cose non sono andate certamente poche. Ci sono notizie su cui soffermarsi. Anche a Messina, tantissimi cambiamenti. Tutto sommato anche a Messina. Allora, vediamo subito il calendario di questa giornata, Sì. Sarà la quarta giornata di ritorno, eccolo qui, spezzatino come al solito incredibile, Giuliano Cerignola che si gioca stasera alle 20:30, poi domani ci sarà Avellino Cavese, Benevento Altabura, Sorrento Potenza, Trapani che giocherà in casa contro il Taranto. Domenica la Juventus Next Generation ospiterà la nuova capolista, il Monopoli, poi ci sarà Picerno Catania, Foggia Latina e poi lunedì grande chiusura con il Messina, il nuovo Messina, chiamiamolo così, contro il Crotone, partita difficilissima, e la Turris che giocherà in casa con la Casertana. Insomma, un ricchissimo quindi siciliane splittate su tre giornate diverse, sabato, domenica e lunedì. Vogliamo vedere anche la classifica della terza giornata di ritorno. Questa settimana il Monopoli passa in testa con... sfrutta questo stop provvisorio del Benevento. Provvisorio non dico per il fatto del rinvio della gara. Certo, c'è anche il fatto che il Benevento non ha giocato. Per il 21. Sì, credo il 21. Allora, il Monopoli ne ha approfittato con 44 punti, balza in vetta, con 43 il Benevento, con 39 il Cerignola, 37 per l'Avellino, con 36 Crotone e Potenza, con 32 il Picerno, 31 per Catania e Giuliano, 29 punti per il Trapani, con 28 la Cavese ed il Sorrento, 27 l'Altabura, con 26 il Latina, 25 per il Foggia, 24 Juventus Next Generation, con 20 punti la Casertana, 19 il Messina, 12 la Turris e con 3 punti chiude la classifica il Taranto, che si è un po' sistemato, nel senso che è arrivato il nuovo direttore sportivo. Sì, pare che la società stia tentando di entrare nei play-out, almeno questa è la dichiarazione. Però apriamo ufficialmente la nostra puntata e lo facciamo chiaramente con il Calcio Catania. Lei presenta Sicilia, prima era a Trinacri, proprio adesso ando cianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Eccoci rientrati, allora parliamo di questo Catania. È stata una settimana travagliatissima, intanto la sconfitta, nel frattempo possiamo già vedere le immagini contro la Juventus Next Generation, una sconfitta che ha creato, sappiamo benissimo, tantissimo allarme. Sì, assolutamente. Una sconfitta contro la Juventus Next Generation che ha alimentato anche una forma di polemica anche forte da parte dell'allenatore anche. E poi sappiamo benissimo che giovedì, cioè ieri, c'è stata questa conferenza stampa dell'amministratore delegato Grella. Tra poco sentiremo anche le sue parole, però prima voglio sentire il tuo parere su questa partita andata male contro la Juventus Next Generation. Perché si è persa questa partita? È stato uno schiaffo tremendo, perché praticamente è sembrata la continuazione del brutto momento finale della gara di Benevento. Condivido. Ma accentuando ancora di più gli errori. Certo, perché era in casa, tra l'altro. In casa, contro una squadra che poi alla fine non è chissà questo fulmine di guerra, ma fatta la sua partita. Aveva quei due personaggi che sapevano come sfruttare gli spazi generosamente aperti dalla nostra difesa, che ha fatto acqua letteralmente. E poi insomma anche il fatto che Toscano a fine partita ha fatto una dichiarazione forte. Già anticipata sul finale di Benevento, quando aveva parlato di cambi con un'opposta, possibilità rispetto a quelle di Auteri, che invece con i cambi ha stravolto la partita. L'ha cambiata proprio, direi. Cosa che invece non è riuscita, ahimè, al Catania, anzi probabilmente ha dato una mano al Benevento. È vero. Qui la cosa è diventata ancora più accentuata dopo. Ha fatto bene secondo te mister Toscano a strigliare anche in un certo senso una parte della sua squadra? Evidentemente voleva delle risposte dalla società pubbliche, perché questa società parla poco, no? Finalmente giovedì qualcosa è avvenuto, questa società parla pochissimo
è uno stile British, ormai è stato ribattezzato così. Sì, però poi alla fine ci vogliono anche i fatti, bisogna che qualcuno ci metta la faccia in maniera... E probabilmente Toscano ha avuto un moto di insomma, signori che dobbiamo fare, no? Tra virgolette. Penso che sia questa la... e ancora una volta avrà da soffrire, purtroppo. Però adesso dobbiamo vedere che cosa succederà, perché dalle dichiarazioni di Grella proprio nella conferenza stampa di ieri, insomma, si è capito che se non si vende non si acquista. Allora sentiamoci alcuni momenti di questa lunghissima conferenza stampa. Abbiamo cercato di prendere alcune risposte che possono anche far capire quale sarà a questo punto il percorso di questo Calcio Catania. Rinnovo con decisione e con forza l'impegno del Presidente Pelligra per quanto riguarda il suo progetto qua a Catania. Lui sarà qua a breve e poi ognuno può avere anche modo di fare certi passaggi anche con lui, ma visto che io sono qua e che metto la faccia tutti i giorni, sono qua a parlare per conto del Presidente Pelligra e del Consiglio. Un altro tema che è sempre presente e visto la giovane età della società è quello che riguarda un centro sportivo o un posto dove noi possiamo non solo allenare la prima squadra, ma mettere in condizioni il responsabile del settore giovanile di portare avanti questo progetto che per me è molto importante del settore giovanile. Il Presidente in questo momento ha aperto 2 trattative per 2 terreni. Questo non esclude la possibilità di proseguire con i vari analisi che oggi sono molto legati al costo e beneficio di prendere Torre del Grifo. Noi abbiamo mandato, ora stiamo parlando di qualche 6 mesi fa, 2 ingegneri che hanno fatto una relazione molto importante per quello che può essere un costo reale del ripristino di Torre del Grifo, e visto i numeri di oggi per l'acquisto e i numeri per il ripristino, sono numeri molto molto importanti. Non è detto che il Presidente non possa fare questo investimento, ma io capisco perché lui in questo momento preferisce a valutare anche altre opzioni, visto l'importanza della spesa. Lui sa, perché gli metto grande pressione, che noi dobbiamo muoverci o in una direzione o in un'altra, perché il destino di questo club è fortemente legato a un posto dove noi possiamo chiamarlo casa e preparare al meglio non solo la prima squadra, che oggi ha un costo molto importante, ma anche il nostro settore giovanile, che ha anche un costo importante. Il discorso mercato è sempre molto, come dire, bello per chi ha un'immaginazione e voglia di parlare di come noi dovremmo fare, visto purtroppo un rendimento non costante, o almeno in questo momento che non soddisfa la dirigenza. Noi pensiamo di avere una squadra forte, che manca degli elementi. Il dispiacere di perdere il nostro direttore, che io auguro
più che tornare a lavorare a mio fianco, riprende la salute al prima possibile per una questione umana, non professionale. Io posso andare d'accordo con lui o no su una scelta fatta o non fatta, ma una cosa che non si può mai discutere è il fatto che umanamente noi abbiamo un buon feeling e un buon legame. E per me la cosa importante e fondamentale è la sua salute. Lui ha una famiglia e lui deve pensare prima a loro, perché noi crediamo sempre che questa squadra può cambiare rotta e alzare quel rendimento, visto l'importanza anche del nostro allenatore, che è un vincente, la sua storia dice questo. Noi dobbiamo essere più bravi anche a trovare dei calciatori sempre più adatti al suo stile di gioco e quello che lui richiede. Volevo fare un piccolo passaggio, è legato un po' alla crescita del club, visto che è volato questi 2 anni, ma non sono tantissimi per quanto è importante questa città, quanto è importante la richiesta di questa città. Noi non ci nascondiamo quando passano dei momenti che forse la voce non si sente. Una cosa che posso garantire che il lavoro non manca. L'impegno del Presidente si vede in questi momenti, la sua voglia sempre di portare questo club in alto, nei momenti di difficoltà aumenta, non perde passione, non perde voglia. Dichiarazioni decise, però mettono sempre un po' di confusione all'ambiente, Vincenzo, perché una dichiarazione così forte da parte di Grella ci fa capire che l'impegno da parte della società c'è, però poi alla fine ci vogliono anche pure i fatti. Infatti la domanda che ci si pone spontanea, ma i risultati non sono figli del lavoro? Cioè si parla sempre di un grande lavoro. Bravo. Benissimo, ottimo, lo sappiamo. Ma perché questo lavoro non diventa poi fatti? E ovviamente i fatti per i tifosi sono i punti in classifica. Chiaro. Il tifo nasce per questo. Sì, è vero, sostenere in qualsiasi categoria, senza dubbio. Ma in qualsiasi categoria si deve onorare la maglia, cose che ultimamente sta riuscendo un po' meno. Un po' meno. Non dico che è stata una stagione dove ci si è abbandonati come in altri momenti, ma c'è qualcosa che finalmente ha trovato lo sbocco di una frizione eccessiva fra due parti, sì, di una parte di squadra che non regge il peso evidentemente della pressione della piazza, delle richieste del mister, della società, non lo so, ci sarà qualcosa e qualcosa il mercato farà da questo Speriamo, punto di vista. noi siamo molto ottimisti sotto questo punto di vista. Chiaro. Mi voglio riallacciare al discorso che abbiamo detto proprio in apertura della nostra trasmissione, parlando delle dichiarazioni forti di Domenico Toscano dopo la sconfitta contro la Juventus Next Generation. Sentiamo alcuni passaggi e poi chiuderemo appunto il capitolo Catania. Ma oggi la dimostrazione della squadra in questo momento è fragile, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista strutturale, ha dei limiti che puoi sopperire una partita, 2 partite, poi alla fine vengono fuori. È il momento di fare delle riflessioni, di fare degli interventi, di cambiare qualcosa nel più breve tempo possibile, perché di mettere dentro gente con fame, gente con voglia, che sposi al 100% questo progetto, questa sfida difficile qui a Catania. Strutturalmente, caratterialmente abbiamo bisogno di inserire gente che in questo momento ti dia qualcosa in più rispetto a quelli che in questo momento non stanno dando il massimo.
mister Toscano lo ha detto dichiaratamente, ha bisogno di gente che in questo momento dia molto molto di più, che abbia soprattutto anche un'ulteriore voglia di amare questa maglia. Devo dirti che in realtà mi ha anche meravigliato il fatto dell'impiego di alcuni ragazzi che sappiamo tutti essere in partenza. No? Sì, infatti, a proposito c'è parecchio movimento in questi ultimi diciamo, minuti. Diciamo che ci si sta lavorando per i contratti quelli pesanti. Certo, è chiaro che e lì c'è da lavorare è più ancora, facile far uscire quelli più leggeri, se possiamo usare sì, è vero. I vari, non so, anche Verna, anche se Verna ha un passato importante perché l'anno scorso era in Serie B col So che va a Catanzaro. Trapani praticamente. Che va al Trapani, ha rifiutato la Ternana e va al Trapani. Beh, le proposte economiche Verna forse che evidentemente sono di secondo me è sceso in campo già col pensiero altrove, perché quel gol fatto da Semedo lo coinvolge direttamente. C'è prima la mancata chiusura di Luperini, ma poi Luperini, altra persona che deve andare via, e anche lui impiegato. Ma d'altra parte, mi chiedo se sia ma Toscano necessario. l'ha detto, cioè se io metto in campo giocatori che poi alla fine non mi rendono, cioè io mi trovo in difficoltà e poi non riesco a dare una continuità di rendimento alla squadra. Certo, ai miei piani sicuramente. Io però mi chiedo una cosa, tu che conosci il calcio perché lo hai praticato in tutte le sue forme. Sì, è vero. da giocatore, da allenatore hai avuto un impatto diretto. Mi chiedo, ma è necessario fare queste 5 sostituzioni, considerate anche persone che, come il caso di cui stiamo parlando, non potranno poi dare niente? Diciamo che tutto questo è a discapito soprattutto delle società che non dispongono di una panchina lunga, perché è chiaro che prima c'era un problema diverso, erano 2/3 i giocatori che possono sostituire eventualmente quelli in campo. Quindi io condivido la tua scelta, il tuo pensiero. Secondo me le 5 sostituzioni non agevolano certamente le società che non hanno delle rosi forti. Questa scelta diciamo, disponibile. Però purtroppo questa è la federazione, quindi ormai credo che sia questo l'obiettivo. L'andazzo. L'andazzo non penso proprio che cambierà. L'ultima battuta e poi chiudiamo il capitolo Calcio Catania. A Picerno non sarà come al solito facile. Non sarà per nulla facile. Come vedi? Incontriamo una buona squadra che ormai si è consolidata in questa Serie C, difficile, assolutamente difficile per le condizioni di una squadra che va ancora più depauperata, perché non è che sono arrivati al mercato già dei rinforzi, assolutamente no. sono Probabilmente arriverà gli solo il portiere, ma il portiere o sia Farroni o sia Dini, cambia poco perché in questo momento. ieri Grella ha dichiarato che era in macchina che stava per arrivare, Picerno. l'unico su cui si è sbilanciato, per il resto non ha fatto nome. E allora noi dobbiamo ancora attendere. Quindi ancora troppo poco per Toscano per poter dire finalmente ho ma una speriamo squadra. che soprattutto quelli che lui sceglierà possono rendere non soltanto dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista mentale. Con la mente collegata alle gambe e con la mente collegata alle forze fisiche, perché evidentemente bisogna gestirsi, bisogna evitare di arrivare lunghi e avere lo strappo, arrivare in emergenza su una palla lunga e tu poi ti strappi. Sperando che a Picerno non nevichi. E sperando che ci siano perché buone sennò condizioni. altrimenti poi sei costretto a dover cambiare. Ma sembrerebbe che Gaetano Ligregi, siccome partirà per la consueta diretta Studio Stadio, che verrà gestita dallo studio da Enzo Stroscio, mi ha detto che ci sono condizioni accettabili. Perché è chiaro che se non nevica, insomma, le cose sarebbero certamente un po' più a favore per una squadra che soprattutto ha difficoltà anche nei cambi, infatti, in questo senso. Sì, assolutamente, che fa della tecnica il proprio fulcro di gioco, diciamo. Assolutamente. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e parleremo del Trapani. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti,
supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Siete con Stadium Sicilia, siete sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, in contemporanea su Globus Television, canale 15 della piattaforma HBB TV. Dopo aver parlato del Catania, adesso apriamo la parentesi dedicata al Trapani. Trapani deluso dopo la sconfitta interna per ben 3-0 contro il Crotone. Antonini come al solito si è scatenato nei suoi pensieri, ma gli stessi tifosi insomma si sono lamentati. Battuta. I tifosi sono molto lamentati, mi è sembrato un corollario di quello che succedeva dalle parti di via Ferrante a Porti e di Piazza Spedini, anche da quelle parti dove hanno bloccato i giocatori a rientro. Con i loro capi ultra e hanno detto papale quello che pensavano della situazione. Il problema è che però insomma Antonini è uno che però mette mano al portafoglio. Antonini ha fatto due cose su due strade diverse e contemporanee. Uno, ha stigmatizzato questo attacco alla squadra, che è una cosa giusta perché rinnova la fiducia a chi porta la maglia. Due, si è immediatamente lanciato sul mercato intervenendo lui personalmente con la propria pagina Instagram o Facebook, non ricordo adesso, dove ha messo tutta la lista dei calciatori che ha già cooptato. Diciamo che lui non perde tempo, no. Cioè lui è cosciente che la squadra ha bisogno di cambiare rotta subito, e allora evita proprio di perdere tempo. E soprattutto precisa figure concordate con il tecnico. Chiaro, fondamentale. E lì insomma c'è stata anche qualche polemica da parte di qualche tifoso proprio nei confronti di Ezio Capuano. Però mi riallaccio al discorso di Antonini perché abbiamo proprio un servizio specifico sulle dichiarazioni del presidente. Disfatto dal Crotone, il Trapani è entrato in silenzio stampa. Riflessioni importanti, quelle che sono emerse in un post su X del presidente Valerio Antonini. Il numero 1 Granata ha lanciato un messaggio ai tifosi in seguito alla contestazione verso la squadra al termine della partita. Oggi abbiamo imparato tante cose, io da presidente e voi da tifosi. Le vittorie possono passare anche da momenti come questi. Se la squadra saprà reagire come deve e trarre gli spunti positivi dal confronto andato in scena fuori dallo stadio, allora ne usciremo più forti. Antonini ha lanciato anche un messaggio in chiave mercato. Non sono preoccupato, anzi ero preparato perché sapevo che mancavano giocatori e alcuni hanno giocato con la febbre, altri devono arrivare in settimana. Secondo il presidente Granata, da una sconfitta del genere si può imparare una lezione importante. Evviva la sconfitta di oggi, perché ha fatto aprire gli occhi finalmente anche a chi indossa la maglia. Non si scherza più, le cose diventano serie. E già sabato pomeriggio il Trapani avrà la possibilità di rialzarsi in occasione della partita casalinga con il Taranto, fanalino di coda del gruppo C. Non si scherza più. Mi piace questa dichiarazione. Forse era anche quella che ci sarebbe piaciuto sentire da Grella. Sì, ma lì lo stile cosiddetto british è diverso. Lo stile invece di Antonini è più fumantino, è più diretto anche. Più diretto, più alla ricerca di fatti con risposte immediate, ecco. Se il Trapani non fa bottino pieno, allora è crisi. Allora sì che diventa un problema grosso. È vero. Scatenando poi a questo punto i tifosi che non si sono risparmiati dopo la sconfitta 3-0 contro il Crotone. Sentiamo appunto alcune loro dichiarazioni dopo questa brutta sconfitta in casa.
Dice bene il Presidente, sono cose da giocare nel giardino con i bambini. La squadra non è che vada bene o vada al massimo, cambiamenti su tutta la squadra, sui giocatori. Perché ha tolto dei giocatori che l'anno scorso andavano bene e quest'anno ha stravolto un po' tutta l'esistenza della squadra? Guarda, io in un primo momento ero diffidente, per essere sincero, per avere tutta questa, mi scusi, spavalderia dal Presidente, che poi si è dimostrato in realtà. Io immaginavo che lui era un venditore di fumo, mi sono dovuto ricredere. Purtroppo le cose vanno male e continuano ad andare male. Speriamo che magari mi sbaglio, ma purtroppo credo di no, perché ho visto la partita di ieri e sono rimasto un pochettino sconcertato. Ma un 3-0, squadra deludente, senza energia, senza niente, proprio motivazione zero in campo. Speriamo in una scossa e qualcosa funzioni un po' meglio il tutto. Ma attualmente, voglio dire, è tanto da migliorare, mi pare che c'è tutto da migliorare. E per le scelte, non lo so, le scelte, io pensavo che fosse una bella squadra all'inizio, poi non lo so, credo molto nei giocatori e nelle colpe dei giocatori, perché ho visto gente che passeggia tanto in campo, quello sì. Il vizio di passeggiare in campo mi sa che non è soltanto a Catania, è comune. È la latitudine. È la latitudine siciliana che evidentemente crea questa... Comunque battuti da una signora squadra. Sì, non assolutamente. Hanno perso contro Crotone che secondo me... favoloso. Crotone che secondo me può ambire certamente ancora alla vittoria finale, perché ha un'ossatura tecnica di grandissima qualità. Allora chiudiamo la parentesi dedicata al Trapani e lo facciamo con il consueto punto di Enzo Biondo. In attesa che venga completata la rivoluzione d'inverno con l'arrivo e la partenza di tanti calciatori, il Trapani domani tornerà in campo per ricevere il Taranto, fanalino di coda, anche se in settimana si era sparsa la voce su una probabile rinuncia addirittura della formazione ionica. Ma al di là dei problemi che attanagliano la compagine pugliese, c'è da dire che anche il Trapani ha le sue brave gatte da pelare. La sconfitta contro il Crotone al provinciale la settimana scorsa ha creato parecchi malumori con tanto di contestazione, ma non solo. La partita contro il Taranto poi proietterà la compagine di Ezzolino Capuano all'importantissima semifinale di Coppa Italia contro il Rimini, che si giocherà mercoledì sera, perché a questo punto della stagione e classifica alla mano non c'è dubbio che la squadra granata, la squadra trapanese, deve puntare a vincere il trofeo nazionale, che consentirebbe, nel caso ciò accadesse, di superare un paio di turni nei playoff. Quindi c'è da scoprire quale squadra domani scenderà in campo, visto i tanti arrivi e viste le tante partenze, e anche se il pronostico è tutto a favore della compagine di casa, resta da leggere tra le pieghe quale sarà l'11 che Ezzolino Capuano, peraltro ex proprio della compagine pugliese, deciderà di mandare in campo. Insomma, domani questo Trapani scenderà in campo contro questo Taranto che cercherà di cambiare rotta alla sua stagione. Non sarà una partita difficilissima, però poi alla fine io dico sempre le partite bisogna giocarle e poi vincerle, perché ci sono tante situazioni che nel mondo del calcio sono improponibili. E chissà quante pressioni sta facendo la dirigenza pugliese verso i propri giocatori per fargli uno scherzetto. All'ex allenatore. Comunque pronostico tutto a favore per il Trapani. Direi di sì, non, benissì, ma allora non penso che si vada incontro. Sì, no, anche io sono di questa idea. Anche io sono di questa idea che la partita è assolutamente abbordabile. Nemmeno un pareggio. Infatti. Ci dobbiamo fermare, abbiamo la seconda ed ultima pausa pubblicitaria e poi grande chiusura con l'ACR Messina pieno di novità. Raimondo Ceramiche Arredobagno, dal 1980 la casa dei tuoi sogni, punto di riferimento nelle ceramiche Arredobagno, l'azienda operante dal 1980 con esposizione su 3 livelli esprime 800 metri quadri di proposte per vestire la tua casa.
Raimondo Ceramiche Arredo Bagno offre una ricerca continua, anticipando le novità e le tendenze di ogni nuovo anno, garantendo consulenza e progettazione al privato ed assistenza al professionista. La casa dei tuoi sogni è il nostro obiettivo. Vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Rispondiamo allo 095 44 84 88 e al 320 2894 951. Raimondo Ceramiche Arredo Bagno, il nostro progetto sei tu. Eccoci rientrati, ultimo spazio all'interno di Stadium Sicilia, lo facciamo subito con l'ACR Messina. Sono tutti molto contenti in questo momento a Messina perché è ritornato l'entusiasmo, no? È ritornato anche il direttore sportivo Roma, che avevamo detto fino alla scorsa settimana ancora era incerta la sua presenza. Era partito forte, poi c'era stata una flessione. Sì. E invece per fortuna poi alla fine... Con l'arrivo di Roma è ritornato l'entusiasmo e io credo che a questo punto le cose a Messina, insomma, forse sono proprio cambiate. Noi dei siciliani ci possiamo augurare che riprenda un po' il ritmo tipico dei messinesi della seconda parte della stagione. Sì, sì, che ogni anno puntualmente anche quest'anno la ci stagione. sia, con la conferma del mister Modica, che non ci sono, ovviamente non è mai stato messo in discussione, e diciamo i giocatori che Roma saprà portare dentro e sposare la causa messinese, no? Quanto incide questo gruppo che non è proprio messinese ma è rappresentato da un siciliano, Aloisio? Secondo me la linfa nuova, perché da tanti anni c'era questo tira e molla del patron, sì, no, poi per amore è invitato, sì. E lui allora si prendeva quest'onere di pagare le fideiussioni, di fare l'iscrizione. Oggi sì. Lui ha la possibilità di mettersi a riposo, gli è rimasto solo il 20% della società. Sì, perché l'80 è passato a questo nuovo gruppo, che da quello che si dice insomma, investirà tantissimo sul mercato. Intanto c'è stata la presentazione ufficiale del nuovo direttore sportivo Domenico Roma, che ritorna in questa piazza, perché insomma aveva fatto un bellissimo lavoro. Era andato un po' male però a Foggia, forse anche lì problemi societari gli hanno impedito anche di lavorare con una certa serenità. Sì. Sentiamo la dichiarazione e la presentazione in un certo senso ufficiale di Domenico Roma. È un mercato difficile, era facilmente intuibile. Però pensiamo e dobbiamo muoverci per quello che è la piazza, per quello che è Messina, quindi ci stiamo muovendo affinché a strettissimo giro di posta possiamo ufficializzare più calciatori che possono essere utili per quello che è la rosa e per quello che è il modus operandi del nostro allenatore. È una situazione di stallo anche perché il presidente non poteva pagare, cioè non poteva firmare, scusami, quindi c'erano dei movimenti, era tutto bloccato fondamentalmente, Antonino, quindi c'erano delle valutazioni da fare, ma non solo da parte mia, anche da parte loro, perché non ci sono, cioè, ci sono 1000 direttori molto più bravi di me, io magari ero una loro opzione, loro si potevano guardare intorno, giustamente poi hanno scelto me, ci siamo incontrati, ci siamo confrontati, abbiamo continuato il confronto, tant'è vero che io sono andato anche a vedere la rifinitura pre-Taranto, io sono andato a vederla perché era a casa mia, quindi diciamo la volontà c'era, però è anche giusto, ma non solo per me, anche per i tifosi, per la piazza, per la società, che quando uno abbraccia un progetto lo abbraccia in toto e quindi deve essere convinto da quelle che sono le richieste, non economiche ma bensì di progetto, e quelle che possono essere le ambizioni. Chi vuole i calciatori del Messina deve dare un giusto valore ai calciatori, se troviamo una quadra non tiriamo nessuno in ostaggio, perché chi non vuole stare a Messina vuol dire che non ha voglia di lottare per noi, non abbiamo voglia di tenere gente che non lotta per la maglia.
Quindi alla fine dei conti credo che se Petrungaro andrà via sarà perché arriva un'offerta che noi riteniamo congrua per soddisfare le nostre esigenze e quelle del calciatore. È giusto anche capire una cosa, siamo in una posizione di classifica deficitaria, ma non siamo un discount, quindi chi vuole i nostri calciatori deve parlare con la società, deve fare le giuste offerte, le analizziamo insieme e poi non è detto che chi è cercato debba andare via, anche perché fino ad ora credo che abbiano dato il giusto, i ragazzi devono essere anche riconoscenti per quello che hanno fatto, perché in estate magari nessuno credeva in loro e ora hanno un mercato e dulcis in fundo diciamo che Anatriello come altri, tu hai fatto l'esempio di Anatriello, ma come altri calciatori devono anche tanto al Messina, perché se hanno mercato ora, prima che in estate non ne avevano, è grazie al Messina. Però io sottolineerei, questo Messina però è terzultima in classifica, cioè voglio dire, mercato fino a un certo punto. Sì. Chi sono le società che sono molto interessati a buona parte della rosa del Messina? Non credo che ci siano tutte queste società. Più che altro secondo me è un movimento fatto da procuratori. Questo no? devi Noi dire. lo sappiamo bene. No? Infatti, come sono ci quelli si che muove. pilotano, poi soprattutto quando arriva dicembre, gennaio, questo è anche vero. Comunque io sono contento di questa svolta, perché adesso il Messina può diventare anche un ago della bilancia, anche per quanto riguarda tutto il discorso dei playoff, perché adesso dovranno andare ad incontrare una realtà che non è certamente allo sfascio. Chiaro, giusto. E diventa un ago della bilancia, è giusto similitudine, perché avranno la loro da dire, sono stati pungolati dal direttore sportivo, chi resta dovrà dare. Chi vuole andare, se c'è una congrua offerta, ha parlato di Pietro Ugaro, ha parlato di Anatriello, ma ci sono anche i Frisenna, gli Ortisi, Manetta se n'era andato prima ancora subito dopo Natale, diciamo. Sì. Quindi evidentemente buon per il Messina vuol dire che ha delle somme da incassare. Beh, e quindi poter ristornare su un movimento in ingresso come quello che è stato ufficializzato oggi di Crimi, no? Di Crimi. Proprio ne parlava il nostro amico Enzo Biondo. Crimi in uscita dal Trapani. Giocatore interessante, un 90 classe 90, mi hai detto, sì, classe 90. Giovanili del Messina, quindi ha fatto una grande stagione l'anno scorso a Trapani, è stato anche un po' il perno della squadra di Torrisi che ha vinto il campionato. Direi che parte bene il direttore sportivo. Assolutamente, poi insomma ha le spalle coperte, no? Nel senso che adesso si può permettere probabilmente anche di allargare un po' le sue vedute, anche e soprattutto nella spesa acquisti. Esatto. Dati i poteri e le deleghe a chi oggi può firmare per la società, il più è fatto. Senti, chiudiamo sul Messina e chiudiamo anche la trasmissione, però giocano a Crotone. No, o meglio, giocano in casa con il Crotone. Voglio dire, forse probabilmente la squadra più complicata che potevano incontrare. Come la vedi questa partita? Non è un buon viatico per iniziare da questa nuova gestione, però la palla è rotonda, no? Lo sappiamo sempre. A volte i pungoli giusti, le motivazioni, avere una carezza, la carota e il bastone. Metti una tripla, allora, metti una tripla. Per me è una partita apertissima. Penso che il Messina possa dire la sua. Quindi una bella tripla a conferma che questa partita potrebbe essere anche abbordabile, anche se però è un Messina ancora un po' incompleto, ancora sempre in cantiere. Probabilmente non avranno la squadra al 100%. No, punto sul fatto del nuovo arrivo del entusiasmo, quello incide sempre, Dà morale, no? Il fatto di avere una situazione economica adesso tranquilla, secondo me dà morale. Ti fa lavorare in santa pace. Assolutamente sì. Allora, chiudiamo quindi questa puntata di Stadium Sicilia. È stata una puntata ricchissima perché abbiamo parlato delle nostre 3 belle realtà siciliane, ognuno con i propri problemi. Ognuno con i propri problemi, vero? E ognuno sperando nelle soluzioni della soluzione del domani, anzi del presente. Non ci vuole soltanto la dea bendata, ci vuole anche il portafoglio bendato. Esatto, non solo l'acqua benedetta, ma ci vogliono i soldi. È vero. Grazie Vincenzo. Grazie a te Ettore, grazie a tutti i nostri amici. Bene, allora chiudiamo qui la nostra consueta puntata settimanale di Stadium Sicilia. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo venerdì prossimo, puntuali alle 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Vi ricordo che siamo anche in contemporanea sul canale sempre 15 del digitale terrestre, ma sulla piattaforma HBB TV di Globus Television. Buon calcio a tutti e appuntamento a venerdì prossimo.